Sono in tanti a chiedersi quale sarà il futuro del cartello sociale di Agrigento, che ha visto Don Mario Sorce, i sindacati agrigentini insieme ai sindaci mobilitarsi per il proprio territorio. Dopo la marcia avvenuta lo scorso anno nel mese di gennaio, alla luce anche delle dimissioni del governo attuale, che vedeva il viceministro Cancelleri impegnato e interlocutore per la risoluzione delle problematiche stradali della nostra provincia. Quello che facevamo prima di conoscere Giancarlo Cancelleri, con tutto il rispetto e la gratitudine e l'apprezzamento per l'opera svolta assieme a lui, riprenderemo la fase prima svolta dal cartello, fase di portare a conoscenza la cittadinanza, di pungolo, quando sarà necessario anche di denuncia, ma soprattutto la fase più importante o la funzione più importante è quella di creare sinergia con tutte le forze politiche e sociali presenti nel nostro territorio. Quindi riprenderemo, o meglio, continueremo il nostro rapporto primario con i nostri sindaci, con i deputati e gli onorevoli sia regionali che nazionali. Con Giancarlo continueremo il nostro lavoro, lo farà come parte interna del movimento e noi speriamo che possiamo continuare, o meglio, faremo di tutto per poter continuare a far dare segni visibili e concreti a questo territorio. Ecco, c'era anche un tavolo con la prefettura istituito, quindi si potrà anche continuare su questa strada? Certo, la regia svolta dai prefetti Caputo e Cocciufa sono stati preziosi perché sono loro che hanno aiutato tutte le forze politiche e sociali a fare rete ed è questa la formula magica. Se riusciamo a mettere insieme le forze di tutti riusciremo a continuare a dare delle risposte che i cittadini si aspettano. Ci sono nuovi obiettivi nel sociale da parte del cartello? Da raggiungere ovviamente. Gli obiettivi continuano ad essere gli stessi, non solo le infrastrutture, ma avere delle risposte sulla sanità, vedere se ci saranno delle risorse particolari per la nostra realtà territoriale da parte del Recovery Plan, vedere quali possibilità di ripresa della primaria realtà che dovremmo cercare di attenzionare sempre più, che è quello del turismo, e poi lo sviluppo delle attività commerciali e industriali presenti sul territorio. Ci sarà una nuova interlocuzione possibile nel caso in cui il governo Draghi possa nascere? Ce lo auguriamo, faremo di tutto per poter, non dico arrivare allo stesso livello di prima, perché abbiamo avuto da un lato un po' di fortuna, dall'altro lato un'attenzione particolare, questo l'ho sempre detto ed è merito anche di chi questa attenzione ce l'ha data da parte di Cancelleri. Vedremo, chiederemo anche a lui di darci una mano a prescindere dal ruolo che potrà avere il Movimento 5 Stelle nell'appoggiare o meno il governo. Da quello che ho sentito dire anche stamattina sembrerebbe che anche il Movimento potrebbe appoggiare il governo Draghi, quindi ci auguriamo che il lavoro fatto un po' con tutta la deputazione non solo dei 5 Stelle ma anche degli altri onorevoli del nostro territorio ci aiuti a fare quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Ultima domanda, con il governo regionale? Col governo regionale speriamo di iniziare a interloquire un po' più da vicino, ribadendo quello che abbiamo detto anche grazie alla tua disponibilità, che il governo Musumeci deve comprendere che il nostro lavoro a servizio anche della politica siciliana e quindi il desiderio di lavorare insieme come anche con le altre forze politiche. Dalla nuova amministrazione agrigentina che risposte vi attendete? Fino ad ora c'è stata una risposta positiva e crediamo e speriamo di poter continuare a lavorare in maniera positiva e propositiva.